Allora io vi chiedo un ultimo sforzo. Abbiamo 10 giorni, siamo tanti, dobbiamo stare uniti, dobbiamo avere lo sguardo lungo sul futuro e guardare avanti, perché veramente il traguardo è lì, lo tocchiamo, ma dipende da noi. E io non vincerò da sola, perché non sono sola, perché ci siete voi, perché ci sono tantissime ragazze, ragazzi, giovani e militanti e simpatizzanti e cittadine venete che hanno voglia di questo cambiamento, vogliono risvegliarsi il 1° giugno con un'aria nuova, l'aria di nuovo della speranza, del sogno del Veneto. Il Veneto è la sua bellezza, il Veneto è Venezia, le Dolomiti, il Veneto è il lago di Garda, è Vicenza e le ville venete, il Veneto è fatto di campagne bellissime, la grande bellezza del Veneto. Ecco, questo siamo noi e dobbiamo essere fieri e orgogliosi di quello che siamo. E abbiamo anche il diritto di essere rappresentati meglio da persone credibili, autorevoli e oneste. Fatemi dire l'onestà, la legalità, la trasparenza, in anni in cui e in mesi, l'ultimo scandalo di Nervesa della Battaglia, 3 milioni di euro che dovevano essere destinati a dei bambini disabili, spesi per costruire una birreria. Lo scandalo di Monselice, dove dovevano costruire 4 milioni di euro, la regione ci ha messo, per una finta cooperativa che doveva ospitare 30 ex detenuti. Niente di tutto questo. Soldi dati dalla regione ad amici degli amici, anziché alle persone più fragili. Onestà, trasparenza, perché i veneti sono onesti, sono dei grandissimi lavoratori, sono delle persone per bene. Abbiamo il diritto di essere rappresentati da persone per bene. Meritiamo di più e andiamoci quindi a prendere con tutto il coraggio che abbiamo il futuro che ci aspetta. Ciao, grazie.